Cari amici di Zanazone, oggi ci troviamo a Torriglia, siamo in provincia di Genova, nella Val Trebbia, e Torriglia è meta estiva di moltissimi genovesi. Andiamo a visitarla. Il detto dice: bella di Torriglia, tutti la vogliono e nessuno la piglia. È una figura leggendaria e molto famosa qui nel comune di Torriglia e probabilmente ad ispirarla fu Rosa Garaventa, una torrigliese morta nel 1868. Il territorio fa parte del Parco Naturale Regionale dell'Antola, di cui ospita la sede scientifica ed il centro visitatori Alta Via dei Monti Liguri, nonché il centro di turismo equestre. Il comune ha molto probabilmente origine in epoca romana, in seguito divenne feudo dal 1227 della famiglia Malaspina, già signori della Lunigiana e del Levante Ligure. Verso la metà del XIII secolo fu sottoposto ai conti Fieschi di Lavagna, i quali edificheranno in un periodo successivo il locale castello per la difesa del borgo, in seguito controllato dalla Repubblica di Genova, rimanendo però feudo dei Fieschi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, Torriglia si distinse per le lotte partigiane di resistenza, diventando la prima repubblica partigiana d'Italia. In epoca medioevale, Torriglia fu sede di un vero e proprio centro di evangelizzazione della Val Trebbia. Una curiosità, pare che Torriglia sia definita la capitale degli UFO per gli innumerevoli avvistamenti ufologici dagli anni 70 fino ad oggi. Uno dei casi più eclatanti è stato quello che ha riguardato il signor Fortunato Zanfretta. Bene, il nostro itinerario a Torriglia per oggi termina qua. Davide da dietro la camera e Michela vi salutano. Non dimenticate di iscrivervi nel nostro canale Zanazone. Ci hanno parlato di un ristorantino dove si mangia molto bene. Il ristorante si chiama La Taverna dei Fieschi e noi adesso andiamo a rifocillarci. Ciao ciao ciao!